Ad oggi non c'è un chiaro tavolo di indirizzo che possa in qualche maniera orientarsi sul modificare ed affrontare un problema trovando soluzioni. C'è un problema drammatico che investe i servizi residenziali. Presidio davanti al Consiglio regionale di CGIL Veneto e CGIL provinciali per protestare contro un bilancio che, dicono, non sostiene famiglie, sanità pubblica, welfare, lavoro, ambiente e non affronta l'emergenza abitativa. Servivano altre scelte per dare risposte alle emergenze della nostra regione, a partire dalla sanità, dove le liste d'attesa sono ormai insopportabili per le persone e sempre più persone decidono di non curarsi o fanno debiti per curarsi. Abbiamo un tema della non autosufficienza. Con il dato demografico della nostra regione è un'emergenza, ma purtroppo non abbiamo risposte, così come sul tema della casa, dell'ambiente, della salute e sicurezza. E poi c'è l'emergenza lavoro. Tra i più colpiti, evidenzia il sindacato, i pensionati. In questa legge di bilancio però non vediamo un cambio di passo vero per gli anziani e quindi tutta la parte che riguarda la non autosufficienza rimane invariata, quindi rimangono tutti i problemi sia della residenzialità, quindi delle case di riposo con l'aumento delle rette, il fatto che non si aumentino le impegnative di cura appunto di residenzialità, ma anche tutta la parte della domiciliarità. Non abbiamo servizi territoriali e di prossimità, quindi le famiglie sia nell'ambito della non autosufficienza, della residenzialità che della domiciliarità perdono parte del loro reddito. Chiediamo sicuramente più risorse fresche proprio della regione da investire sia nel problema del caro rette e quindi rispetto alle impegnative di residenzialità e dall'altra parte sulla domiciliarità servizi veri e servizi di prossimità. Basso e Biancardi sono state ricevute poi insieme a una delegazione dai capigruppo di maggioranza e minoranza e dal vicepresidente del Consiglio regionale. Abbiamo ribadito con forza le nostre richieste, ha dichiarato Basso, registrando l'interesse sia della minoranza che della maggioranza. Attendiamo i prossimi 3 giorni per vedere se nella fase conclusiva della discussione potranno essere accolte almeno alcune delle nostre istanze, ha concluso.